Il progetto Life Redune è un progetto finanziato dal Fondo Europeo LIFE, del programma LIFE, che ha quale obiettivo il miglioramento dello stato di conservazione degli ecosistemi dunali lungo i siti Natura 2000 della costa del nord Adriatico. Tra questi siti figura anche Valle Vecchia, gestita da Veneto Agricoltura, dove ci troviamo oggi. Il progetto è coordinato dall'Università Ca' Foscari di Venezia e vede tra i partner, oltre a Veneto Agricoltura e alla Regione Veneto, anche due società private, SELC ed EPC. Come detto, l'obiettivo del progetto è quello di migliorare lo stato di conservazione degli ecosistemi dunali lungo le coste del nord Adriatico. Fin dalla Seconda Guerra Mondiale le dune lungo il nord Adriatico hanno subito una crescente pressione antropica che ne ha ridotto la superficie e impoverito le comunità. Infatti alla riduzione di superficie dovuto alla creazione di bagni, campeggi ed aree attrezzate per il turismo si deve sommare anche una fruizione spesso poco attenta di queste aree naturali relitte ormai, che ha portato poco a poco a una riduzione dello stato di conservazione. Il progetto Life Redune ha proprio l'obiettivo di migliorarlo attraverso azioni sia di medio e breve termine che di lungo termine. A breve e a medio termine il progetto sta ricostruendo, ricucendo da un certo punto di vista gli habitat tipici della sequenza dunale, a partire dalle dune mobili fino alla pineta, piantando circa 151.000 individui di specie tipiche degli habitat dunali prodotte proprio da Veneto Agricoltura presso le serre del centro vivaistico di Montecchio Precalcino. Inoltre a questo si sommano azioni concrete volte ad indirizzare i flussi turistici per evitare che il calpestio e la frequentazione antropica pregiudichi gli interventi e peggiori lo stato di conservazione degli habitat ancora presenti. A queste azioni, che porteranno nel breve e medio termine ad un miglioramento strutturale ma anche funzionale degli habitat, prevediamo di aggiungere azioni invece mirate a rendere questi progetti e in generale questi interventi sostenibili nel tempo, attraverso azioni di divulgazione e sensibilizzazione, ma anche cercando di indirizzare la governance, la gestione delle spiagge verso una gestione sempre più sostenibile, attenta alla conservazione della biodiversità, così come all'utilizzo della spiaggia per fini ludico-ricreativi. Il mare influenza questi ambienti portando alla formazione di habitat molto differenti che si susseguono per l'appunto dal mare verso l'entroterra. Di fronte al mare noi troviamo una comunità molto interessante di specie annuali, tra cui cachile marittima, che si sviluppa proprio sulla linea di deposito marina. Questa specie, questo habitat in generale è molto importante perché è tra gli habitat che più di tutti mantengono per esempio le popolazioni di impollinatori, di insetti impollinatori lungo le coste dove siano presenti habitat dunali. Più verso l'entroterra troviamo un altro habitat, forse il più importante, l'habitat delle dune mobili. Troviamo in questo habitat alcune specie come lo sparto pungente o Ammophila arenaria, cioè letteralmente amica della sabbia. Questo habitat è importantissimo perché la crescita di queste specie, di questi individui, porta poco a poco alla crescita della duna. Queste infatti trattengono i granelli di sabbia che arrivano con il vento, trasportati dal mare e disseccati al sole, e grazie all'insabbiamento queste specie vengono stimolate a crescere e con l'apparato radicale in definitiva trattengono i granelli di sabbia, rendendo quello che senza di esse sarebbe un accumulo incoerente di sabbia una duna, un ecosistema vivo e molto dinamico. Questo habitat è estremamente importante perché protegge tutto ciò che sta alle sue spalle proprio grazie alla formazione di questi grandi serbatoi di sabbia che si sviluppano verso l'alto, di habitat caratterizzati dall'includere specie più sensibili alla salsedine, al vento, al moto ondoso. Questo habitat è uno di quelli
su cui il progetto sta puntando. Il disturbo antropico infatti genera generalmente il sentieramento secondario che spesso si vede lungo gli ecosistemi dunali e in particolare nel nord Adriatico. Questo ne è un esempio. Qui c'era un sentiero che tagliava la duna perpendicolarmente, generando un vero e proprio varco. Questi varchi sono deleteri per la conservazione degli ecosistemi dunali perché durante le mareggiate il mare riesce a penetrare nel varco e quindi ad inondare tutte le aree retrostanti. In qualche modo questa funzione, che è un servizio ecosistemico di protezione dalle mareggiate e dagli eventi atmosferici eccezionali, viene meno. Con il progetto Life Redune stiamo ricucendo questi frammenti di dune mobili andando a ripristinare la continuità dei cordoni dunali con metodi di ingegneria naturalistica a basso impatto, utilizzando delle fascinate e riportando sabbia depositata in loco dal vento. Inoltre su questi serbatoi, su questi cumuli di sabbia stiamo piantando specie tipiche dell'habitat proprio per ripristinare la funzionalità dell'ecosistema, la capacità della duna di crescere e quindi di fungere da barriera verso l'entroterra. A questo stiamo poi aggiungendo tutta una serie di interventi nel momento in cui la duna mobile ha ripreso la sua funzionalità, volti invece a migliorare gli habitat che stanno alle sue spalle, riportando ancora una volta individui di specie autoctone, cercando di ridurre le popolazioni di una specie esotica invasiva, Enotera stucchi, Enagra di Stucchi, una specie molto competitiva che sta mettendo a rischio lo stato di conservazione di un habitat estremamente importante, il 2130, caratterizzato qui da una comunità endemica, unica nel suo genere in tutto il bacino del Mediterraneo. Ed infine stiamo intervenendo sulle dune fisse con ginepro e sulla pineta, diradando, aprendo delle radure nelle quali riportare specie tipiche dell'habitat che possano in qualche modo riportare quella che potrebbe essere una pineta di impianto, quindi con scarso valore ecologico naturalistico, invece ad uno stato di habitat.